3, 2, 1, il sogno di Ludovica on air. Buonasera a tutti ed è con grande onore e tanto piacere che vi do il mio benvenuto a questa magnifica serata organizzata da Associazione Sogni Onlus. Associazione Sogni che da 14 anni si impegna appunto a realizzare i sogni di bambini e ragazzi affetti da gravi malattie oncologiche. Il sogno più importante è quello di non realizzare più nessun sogno, perché vorrei dire che non ci sono più bambini che stanno male, però adesso il nostro obiettivo è quello di trovare questa struttura dove poter portare avanti il progetto, quello di Ludovica, una casa dove andremo ad accogliere le famiglie per farle vivere dei momenti spensierati attraverso gli animali, la natura, dei laboratori e tante iniziative per farli sentire anche per un solo giorno normali. Diciamo che tutto questo è frutto anche della nostra affidabilità che nel tempo, in 14 anni, abbiamo ricevuto, e ormai, ringraziando Dio, abbiamo gli artisti come questa serie The Colors, come Igor Barbazza, Linda Collini, come Samuel Peron, Sara Mardegan, Nadio Enrico Nadai, il Terno Secco e tanti altri che ci danno veramente una mano. Ludovica l'ho conosciuta nel 2016 e da quel momento mi ha insegnato tanto, inconsapevolmente. Quando sono tornato a casa, dalla prima volta che ci siamo incontrati, io ho iniziato a vedere la vita in maniera un po' diversa, con una positività diversa. Ecco, lei mi ha insegnato la positività. Questa sera si parla di sogni e c'è una frase che io adoro di Ezra Pound che dice che soltanto i sogni possono esistere veramente, e è importante parlare di sogni perché i sogni sono connessi alla speranza e soprattutto oggi sono connessi all'idea del coraggio, il coraggio che tutte queste persone presenti esprimono partecipando ad un evento che è appunto solidale, come dicevamo. Sto preparando un disco dal titolo Canzoni per lei e tra un mese all'incirca uscirà il primissimo brano, che è qualcosa di molto particolare in quanto si tratta di una ninna nanna intitolata Ninna Nanna per lei, e in seguito tra 2 mesi uscirà il secondo singolo dal titolo appunto Voglio te. L'abbiamo messo anche perché siamo amici da circa oltre 20 anni e quindi per noi ballare insieme è una buona alchimia, ci fa piacere, soprattutto per questa serata, per Ludovica. L'obiettivo era quello appunto di far capire alle persone che unendo le forze i sogni si possono realizzare, e in questo caso più persone siamo e più il sogno, che è talmente grande, si potrà realizzare. Noi suoniamo da tanti anni, ci siamo trovati in questo splendido palazzetto perché abbiamo appoggiato, io sono molto amico di Rudy, Rudy ha trovato in uno dei nostri brani, che era Fino a lì, che abbiamo presentato, un qualcosa che potesse essere inerente al suo progetto e a quello che porta avanti insieme ai suoi ragazzi, e quindi abbiamo un pochino per filosofia comune sposato questa cosa e volentieri abbiamo partecipato a questo evento, e con il cuore siamo qua e come questo speriamo di poter fare altre cose insieme e collaborare, perché portare avanti dei messaggi di speranza in questo modo è sempre un qualcosa che fa crescere il cuore. È stato molto divertente. Poi io nella mia vita, nella mia carriera artistica, non ho avuto tantissime possibilità di lavorare a casa mia, quindi appena c'è stata la possibilità di portare in scena questo monologo ho colto l'occasione al volo, perché è un omaggio che faccio alla mia terra e alle persone che amo. Negli ultimi anni abbiamo ricominciato a lavorare insieme, ci divertiamo a fare questi monologhi, dialoghi sul dialetto, e a differenza di Igor invece io non sono mai uscito dal Veneto, proprio ho il veto, non posso andare al di là di Rovigo, e quindi sono oltremodo contento di essere qua a Montebelluna oggi, dai. Il pensiero di poter essere in qualche maniera una colonna sonora stabile, una colonna sonora diciamo continua dietro all'associazione Sogni, per noi è un orgoglio. Il pensiero di
il pensiero di dare anche solo musica ai sogni dei ragazzi, non c'è, cosa una persona può desiderare di più? E niente, a voi, grazie di cuore per tutto quello che avete fatto per noi e farete, spero di continuare perché siete delle persone splendide.